Oh, ci sei Mirko? Scrivi il commento se ci sei, che ti flexo un po' di roba. Perché io vedo uno spectro, ma credo di essere io dal... Iniziamo subito dalla parte figa. Ta-da. Ora faccio il parkour. No. No. Minchia, col joystick è un casino. Spacca, vero? Il quartier cinese. Oh, mi appaiono altri sei in Cina. Io. Sono da Gin. Oh cazzo, no, è spawnato quel coglione. È spawnato un beduino. Ah, e mi sputano da lontano. Meda, pezzaccio. Guarda se c'è il Bronx. No, non l'ho fatto il Bronx. Ho fatto l'acquario. Se ti ispira. Questo è l'acquario dentro casa mia. Ogni tanto si fermano a vaneggiare, beccate. Spaccano gli Acerot. Questi invece... aspetta, Quello è il mob grinder. Funziona anche bene. Questo invece è il coso del nether. Portale. Patamo di torre. Questo qui ci ho messo un botto per farlo tipo 7 ore perché l'ho ideato e progettato e fatto io. Invece le altre storie ho visto il tutorial. Beccate il mob grinder, quanto va? Non è caduto anche ora. Ah, ora sta diventando notte, di notte rende il triplo, pare. Non hai capito. Di notte diventa figo perso questo cazzo di laghetto.
Bella Shin tu. Molto figo di notte. Shinto, tu hai mai giocato a Minecraft? Tu c'è la faccia di uno che ci ha giocato, però secondo me non ci hai giocato. Questi sono i miei 10 stack di diamanti. 10 stack e 3/4 direi. Ma che mi sono preso questa merda? No, minchia, tu hai la faccia di uno che ci gioca. Sicuro qualche tuo compagno o comunque coinquilino ci giocava. Perché la gente all'università è impossibile che non ci giochi. C'è davvero una sola probabilità su 300 che una persona che sta all'università non abbia mai giocato a Minecraft. Fidati. Lo dice la scienza, te lo giuro. Non si sta guardando. Ah, è Mirko. Ah, dicevano i tuoi coinquilini. Per forza, è impossibile che una persona dell'università non abbia mai giocato a Minecraft, bro. Sul serio. La statistica non mente. Tu chiedi ai tuoi compagni di corso o pari quanti di loro hanno mai giocato a Minecraft. Fidati che almeno l'85% ci ha giocato. Adesso sto spostando le storie perché non potevo farlo per nulla questi edifici, ci devo mettere per forza l'enchanting table oppure qualcos'altro. Allora io ho puntato per l'enchanting. Qua invece ci metto la roba che ottengo. Easy. No, non i razzi. Salta su.
E io quando entrano spawno e cago, è per loro che ho partito la live. Devo flexare un paio di storie. Comunque quando faccio le live su YouTube mi inizia a frame laggare molto. Invece quando le faccio su Twitch mantiene un po' più di qualità. Welcome service. Da un po' che non vado nel Nether. Ma perché lagga così? Trasmettere su YouTube mi prende un botto di connessione, il triplo di quando vado su Twitch. Ora faccio una cosa, No, pezzi di merda. Ma chi li capisce queste cose? Allora il portale è meno 243 e meno 151. L'altezza non importa. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Sì, farmi paura. Sì, merda. Meno 200. Aspetta che me lo scrivo. Così vado sul sicuro. E mi ricordo che il coso, il bioma di questo fungo celestino, mi ricordo che era un po' più in casino. Qualcuno mi sta sparando.
Ero tipo verso qua. Sì, verso qui. No, forse sto sbagliando. No, ok, mi ricordavo giusto. Allora, se lo prendo con fortuna, quanti cose mi dà? 4, 8, 12, vabbè, sti cazzi, tanto vale prenderlo. Tanto vale prenderlo col Silk Touch. Che si glitcha in mezzo qua? No, No. Sì, mi si glitcha ancora. Questo potrebbe risultare un problema. Sì, anche se tu ti trasporti qua in faccia a me, non me ne frega un cazzo, ti spacco, coglione. Ecco. Ancora. Ti spacco, bro, non hai capito un cazzo. E qui. Chi era? Vabbè, qui sono 300. Quale cazzo erano? Con che cosa si prende questa roba qua? Cioè con l'ascia, con le shears, con la spada, con che minchia devo usare? Aspetta che non so neanche cosa siano, Warped Word Block. E questo invece è Warped Stem. Word Block. Cosa significa Word Block? Un tempo ero buono in inglese. No, non ho voglia. Tanto poi non cascano questi cazzo di alberi. Tu che cazzo vuoi, eh? Ti spacco, coglione. Vieni qua.
C'è un Enderman che si sta danneggiando e teleportando tutto. Eccolo qua, vedi cosa fanno sti negracci? Appena li guardi un pochettino ti vengono a picchiare. Ecco perché dico aiutiamoli a casa loro. Figa, mi avrebbero ucciso. Io ci spacco, zi. Sono fortissimo io, bro. Non hai capito un cazzo. E qui. Ma da quando gli Enderman ti picchiano in gruppo se ne attacchi uno? Cioè sono diventati davvero immigrati. Un altro. Oh cazzo. Ma questo è Kung Fu Panda. Io ammazzi da una parte e ti sparo dall'altra. Ah, ecco perché, cazzo, c'ho l'elitra di merda, ma dammi. Mettimi un attimo l'armatura. Quello che mi hanno sparato. Ancora? Che cazzo ti ha guardato, brutto coglione? Dio merda. Tutto questo solo perché non volevo che mi lavassi il vetro, il parabrezza. Bah, i senegalesi. Ti ho detto che non lo voglio, che mi lavi il parabrezza, hai capito? Tornatene a casa tua. Questa è la mia zona. Porco dio. Noi li aiutiamo ma a casa loro. Oh. Ah, figa. È vero, io non c'ho l'elitra. Ancora, che mi dimentico che non ho l'elitra. Signori di YouTube, se vedete questa live non bannatemi. È solo che gli Enderman sono negri, che colpa ne hanno? Sei razzista. Ancora. Minchia, la mia memoria God's like. Sa che la prendo un po' di questa erbetta da mettere a casa. Oh shish, non ho fatto. Anche tutte queste liane già che ci sono.
Mannaggia Dio, cazzo. Quante ender per mi hanno? Minchia, 30. Dio cane. Un altro. Beh. Ma se ti ho picchiato, perché non sei incazzato qua? Oh, meglio così. Si vede così. Beh. Cioè, ma adesso vale anche se li guardi da dietro il muro, no? Capito? No, aspetta, questo lo devo convertire. No, questo mi serve. Cazzo sto facendo un casino! Adesso lo devo convertire. Questo le posso anche mettere a parte. Per prendere anche un po' di quarzo. Che sto scarseggiando a casa.
danneggiato questo. Sì, però se vieni così e mi guardi già ti spacco per primo io, è brutto ritardato. Vieni qua. Così, a caso. Anche che ansia le canzoncine nel Nether. Cioè che la creato è proprio un tumore della società. Non basta che c'ho ansia che devo girare un cazzo di posto pieno di lava che perdo tutto l'inventario. Eccolo. Ma come? Questa è una easy farm di Enderman, cioè tu ti metti qua, mi guardi in faccia, ragazzi venite, tanto c'è la spada con il mending, chi ha la spada con il mending, easy. E ti fai la easy farm di experience. Anzi, secondo me è anche una farm di questi blocchi qua.
Cioè adesso gli Enderman fanno proprio il jumpscare, non è che li picchi e si teleportano, no, fanno proprio il jumpscare. Fammi mettere ste cazzo di 4 torce. Wait. Ecco. Vieni qua, vieni. Sì, anche a te sto guardando, eh. Iniziamo da te, iniziamo anche due. Bravi, venite qua. Che te, eh? Bravo. Che te, oh, bro, yeah. Vieni. Questo è il fungo. Quanti blocchi di corsa posso fare? Devo solo ricordarmi che non ho l'elitra, ok? Semplice. È easy. Ricordarmi che non ho l'elitra. No problem.
quest'ascia è una... cioè è l'ascia definitiva, perciò il prossimo mending, anzi uno dei prossimi mending potrebbe essere lì.
giusto. Dovrebbe essere assorbita. Invece. Oh shit. Adesso c'è un'altra fortezza, ma non è la mia. Cioè non è quella dove ho trovato. Che cazzo. Qua. L'ho centrato, una delle palle, Dio vecchio. Bra. Non scherziamo. Che cazzo, sono proprio dei rompicazzo. Più dei creeper. 100x i creeper.
Erano piglin questi. Siamo a 32. Qualcuno mi aveva detto che a altezza 13 si trova la pietra quella strana. Aspetta, fammi mettere un po' di armatura decente per andare a cercare quella merda. Nel 13 si trovano i detriti antichi, che cazzo è che si chiama? Devo andare a meno 2,20. What the fuck? Ci sono caverne a questa altezza, seriously? What the fuck?
No, che cazzo. Quanti cuori di danno fanno? E questi scappano se li picchi, che carini. Ma questa è una vera e propria caverna, come se fosse nell'Overworld. What the fuck? Quindi facciamo tanti stack di questo schifo, poi ci ributtiamo a intro. Sì, no, facciamo così. Qui le ender per me servono, in realtà non le uso mai le ender, perché quella roba sì me la porto. Vabbè, tutto il resto ci sta che io l'abbia buttato. Questa dovrebbe essere pietra nera e a noi ci piace. No, questa è la bedrock. Forse io posso fare il glitch. Cosa si possa fare qua nella... Figo. Siamo a livello 4 infatti. Sì, ma qui c'è una caverna proprio come se fosse nell'Overworld.
Mamma mia. Sì, penso che nel mio mondo i detriti antichi si trovino in alto. Se quel tipo l'altra volta ha detto che dipende, quelli si trovano in alto, quanto in basso, dipende dal mondo. Questa è proprio una rete di caverna. Ora se ti viene la peste. Grazie, anch'io vedo se viene a te. Un po' di peste, un po' di poliomielite. Ah, ok, augurami ancora che mi venga la peste, così trovo altri di questi detriti antichi, bro. Mandami altra peste, cazzo, che non trovo i detriti. Savizza che gastiendi.
Io mi sono perso. Minchia, figa. Porco digger. Minchia. Figa. Porco digger. Minchia la figa. Porco digger. Figa la minchia. Porco digger. Dove cazzo sono arrivato? Non mi ricordo di essere arrivato da qua. Però non mi ricordo niente di tutto questo. E poi qua sono a livello 8 tipo. Non credo. No, le pepite, io non le voglio le pepite, via. Via l'inventario. Sti cazzi va a livello 13 e poi... livello 13 e poi vado verso casa. Meno 6 8 2, no. Meno 6 8 1, che casa verso qua. Minchia, figa. Porco digel. Minchia, figa. Porco digel. Devo andare a meno 146. Sempre a livello 13. No, 13. Ok, tipo questo. Siamo al 15, 14 e al 13. Easy. Figa, porco digger. Ah, sono venuto da qua. Qui sto andando però. Vedi, mi sto allontanando andando qua. Siamo a meno 159, addirittura siamo tutti avanti. Qui siamo a livello 14 e meno 88, devo andare a meno 146. Sto prendendo volentieri. Siamo a meno 139, dove ho sparato un razzo. È carino il blocco di... il magma block. No? È il magma block, questo, giusto. Yeah.
stai aspettando? Sei ancora quello della peste? Zio, qua in Sardegna si dice che i frastimi tornano indietro, no? I malaguri tornano indietro, sarebbe tradotto in sardo, cioè in italiano. Spera che non ti torni indietro mentre si sul divano con tua madre e magari le viene un tumore maligno, di quelli proprio maligni, no? Che lo prendi e muori, incurabile, anche con la chemio, anzi un po' di chemio dovrebbe farla, prima che gli diano la morfina. Quindi gli torna indietro, gli viene questo bel tumorino terminale, di quelli che ti danno un paio di mesi di vita e quindi te li passi piangendo. E l'ultima settimana di vita se la dovrà passare probabilmente strafatta di morfina per i dolori, ma la morfina sai che è fatta tramite la sua fazione, no? Quindi dopo i primi 2 giorni inizia a sentire i dolori lancinanti, ecco così. Quindi magari i primi 2 giorni farla sentire meglio e poi pum, un bel dolore lancinante, bello il cancro terminale. Ciao Fancy. Non ce l'avevo con te, parlando di cancri e tumori. Bruh. Lo so, hai Minecraft Java? No, la mia è la Bedrock Edition. Infatti se mi vedi che mi muovo un pochettino strano è perché sono dal joystick. Vabbè, in effetti appare, vedi il crafting inventory lì a sinistra, non me ne ero accorto, scusa. Scusa bro. Ma giochi con altre persone in sta vanilla o è in solo? È in solo. Una volta da una live su Twitch ho fatto entrare un ragazzo, però poi non si è più fatto vedere e gli avevo dato anche un bel inventario. Cioè vabbè, niente di chissà cosa, sono di quelle cose che trovi nel void, no? Però rip. Era un piccone con Mandy che si touch, cioè, quindi sti cazzi, non me ne frega un cazzo, perché tanto ero. Poi gli avevo dato un'armatura con la maledizione del vincolo, perciò, cioè, rip l'armatura. Sì, farla in compagnia. Sì, vabbè, ce l'ho una fatta in compagnia, diciamo, col ragazzo della sorella della mia ragazza. Quindi mio cognato, può essere una cosa così. Se fossero sposati sarebbe mio cognato. No, ma in realtà non ha neanche griffato perché poverino, cioè era anche un ragazzo bravo, educato e che poi non si è più fatto vedere, probabilmente poi si farà rivedere.
Ma cioè essenzialmente gli ho dato quelle cose fighe che però per me non valevano un cazzo, perché cioè guarda questa spada e questo piccone che ho, io ormai il gioco tra virgolette l'ho finito, lo continuo perché boh, in realtà devo ancora rompere il culo al guidare un po'. E niente. Figa. Grazie al cognato del fratello della cugina. Sì. Vaneggio. Ce l'ho un mondo con lui comunque. Io principalmente le live le faccio su Twitch però. È la prima volta che faccio una live su YouTube, mi pare. Se mi vuoi seguire su Twitch, se hai Twitch, perché le live le faccio più soprattutto lì. Ti faccio vedere. Facciamo una cosa. Ora torno a casa, ti faccio vedere il mondo e mi dai un voto. Ok, vabbè, se hai un po' di tempo da perdere, dico. Io sono un rapper, io ci credo, ci credo. No, non lo gioco in compagnia a questo mondo, voglio solo entrarci io e nessun altro, bro. Però facciamo una cosa, allora tu mi dai un voto al mondo, adesso io torno a casa, ti faccio vedere le cose e mi dai un voto complessivo al mondo. Se è più di 7,5, oppure decidi tu il voto, mi segui su Twitch, ok? Stessa cosa vale per te, per Mattiz, ok? Conosci Surreal Power tu, Fancy? Lo seguo dalla seconda serie, ok, quindi dalla serie, quella dove era sull'isola, cioè aveva l'isola delle mushroom, anch'io ho iniziato a seguirlo da lì. Aveva l'isola delle mushroom che poi l'ha fatto diventare l'isola dei villaggeri, il drago che proteggeva l'Ender Egg, o sbaglio? Sì, con labirinto di foglie di vetro, ok, perfetto. Sono fake, ok, like di descrizione, dislike. No, va bene Mattiz. Torna al reparto psichiatria, bro. Ok, sì, anche io ho iniziato a seguirlo a quella serie, Azzurri. Ok, Azzurri quanto gli daresti come voto dei mondi? Gli daresti un 10 a Azzurri o un 8,5? Azzurri 10, ok. Allora, tieni conto che questo mondo io ce l'ho da 2 settimane, ce l'ho dal 31 di agosto. Il 31 di agosto ho comprato Minecraft e ho iniziato questo mondo qua. Il 31 di agosto quando era?
neanche 2 settimane fa, forse 2 settimane domani. Anzi 2 settimane oggi, perché dal 1° settembre al 13 settembre. Peccato che ha smesso. No vabbè, le fa ancora i video, però li fa in inglese, io lo capisco l'inglese, infatti qualcuno l'ho guardato, ora dovrei tornare a seguirlo. Metto dislike con altri 13 account. No cazzo, adesso come faccio? Mi suicido poi Adesso fa video da Surrey Was Taken. È un canale che c'ha lui in inglese, dove parla in inglese principalmente. Però non fa molte visual, non so perché in realtà. Magari perché parlando in inglese c'è più competizione. Minchia, ma non si può salire, cazzo. Come cazzo faccio a salire io qua? 234, 233, 232, 231, 230. Ah, ma qui sto tornando davvero prima. Sì, anche qua c'è lava. Lo riguarderò. Vabbè, cioè, è anche una buona occasione per imparare un po' di inglese, ci sta. Io l'inglese lo capisco molto bene, tipo la materia in cui vado meglio, cioè, da quando ho iniziato Fortnite io seguivo sempre le live solo in inglese. Figa, sono un mostro in inglese, bro. Cioè, sono god. Dicevo, cos'è che stavo dicendo? Allora, tieni conto quindi che questo mondo l'ho da 2 settimane oggi. A Surrey gli diamo un 10. Gravier lo conosci? No, ecco perché hai dato 10 a Surrey. Non conosci Gravier. Sì, io a Surrey gli darei un... Dai, un 8,5 sì, però 10 a Surrey no. Allora, io dopo la serie, quella che stai dicendo tu, dopo la seconda l'ho seguito per la terza, la serie di trampolino, dove aveva fatto Donald Trump con la faccia... Cioè, non so se... dove aveva fatto il trampolino con la faccia di Donald Trump, e poi la serie dopo, ma... Cioè, si vedeva proprio che non aveva più voglia di fare Minecraft. Ah, per la simpatia, ok, ok. No, io l'ho seguito allora fino alla serie dopo il trampolino e si vedeva che in quella dopo non aveva più voglia. Poi ha riacquistato voglia da adesso che sta facendo le live in inglese, cioè che sta giocando in inglese nel nuovo mondo. Però la serie dopo trampolino, che penso sia la terza o la quarta, quella era proprio... cioè lo vedevi lontano un miglio. Che non ne poteva più di giocare. Beh, dopo 10 anni era giusto che si fosse anche un po' rotto il cazzo. Però faceva tutte costruzioni molto sbrigative, tutta roba... E da lì ho smesso di guardarlo e ho iniziato a guardare Fortnite.
Qui siamo a 146, devo andare a 220. Altezza 60, no, devo essere altezza devo essere a 45, cazzo, più in basso. Posso stare in party con te? Sì, dai, in party sì. Quanti anni hai? Una curiosità. Allora, meno 93, meno 92, cazzo, ma io era a meno 220, perciò dovrei andare verso di là. Lol, che fail. Io Franci Junior 08, mandami tu l'invito che io sto facendo, cioè sto provando a tornare a casa, vorrei tornare il prima possibile. Già sto combinando un po' di puttanate. Allora, 1919. Questo è... invitami. ID plus. Guarda, te lo scrivo in chat. Trattino basso. Maui. Guarda, lo riguardo per essere sicuro al 100%. Vedi plus Maui, sì. Sì, mi è arrivata. Vedi quella cosa nera che appare in live? Allora, wait a second che adesso tanto arrivo alla zona dei piglin. Ok, devo salire qua su, un po' a destra. E ci sono. Ok, ho già tutto. Ok, questo è il mio portale. Questo portale mi porta al... Oh! Arrivo, eh! Franci Junior. Aspetta che interrompo la live. No, non interrompo. Ah, è vero. Ma se vuoi mi disattivo la voce, se ti dà fastidio. No, tranquillo. Cioè, mi dico la voce che in live non mi possono sentire, però potete sentirmi. Ah, no, tranquillo, tranquillo, non succede niente. No, mi sono reso conto che adesso se disattivavo la live non potevi vedere il mondo, in effetti. A meno che non facessi share play, però. Sì, no, io credo che sto giocando a un SMP del PC e ti ho detto perché non si muove, io sto usando il joystick per muovere il PC. No, veramente, ho detto perché non si muove. Lo metto il joystick a terra. Ci sono, sto tornando a casa. Ok, prima sapevo che non stavi giocando da Minecraft e Java, ti avevo chiesto soltanto se ce l'avevi, Ah, ok, no, non ho mai avuto un PC io praticamente. Cioè nel senso ce l'hanno magari mio fratello o mia mamma, però mio non ce l'ho mai avuto. Capito.
Vabbè, comunque mo sto facendo, cioè purtroppo era bello SMP, soltanto che proprio mo che mi ho trovato dei diamanti hanno tolto le cose che si possono comprare, e infatti mo le sugarcane le sto coltivando, meno male che avevo una sugarcane che ho pagato $100. Poi devo aspettare che crescono altre due sugarcane e posso farne un enchantment table. Infatti mo resto FK. Onesto. Lo vuoi vedere una farm Ok, ora di ti canne vedo da la live. zucchero abbastanza semplice? No, ma il fatto che questo mondo è tutto raidato, perché un SMP con ci entrano 100 persone al giorno, Ah, e capito. quindi, cioè io Ti se spaccano faccio tutti. una canna da zucchero, poi tipo devo fare cose in piccolo, se faccio una cosa in grande, cioè il mondo è ampio fino a meno 10.000, cioè meno 10.000, meno 10.000. Mhm. Quindi della serie ti beccano e ti spaccano tutto, una cosa del genere. È un po' grande, cioè è grande circa 100.000, 1 milione di blocchi. Ci bisogna fare 10.000 per 10.000 per 10.000 per 10.000. Ok. Ci sei in live? No, però un canale, diciamo, famosino, con un po' di iscritti, che faccio una vanilla con altre persone. Se vuoi posso startare una live della vanilla con tante persone, possiamo giocarci. Se ti Dai, va va. bene, però effettivamente oggi io non posso stare per molto in live perché dopo devo andare a casa della mia ragazza. Però altri giorni No, potrei vabbè, ma io esserci in casa. fino alle 8 posso stare. La faccio giusto perché non la faccio da tanto tempo. Ah, va bene, va bene. E allora faccio una live tattica. Giusto per dire, ehi, sono vivo. Mi dispiace perché era quasi sempre fuori. Allora, Stavamo prosciugando l'Ocean Monument. sì? Ah, Sì, bel lavoraccio quello. in tanti per ora per forza. Allora, vediamo. Ora devo stare FK. Non voglio stare FK lì perché sennò succede che spawnano i ragni, perché io ho un mob spawner di ragni in base, Mhm. e se sto a 16 blocchi di distanza i ragni che spawnano fanno crashare il server. Ok, ok. Appena sei AFK avvisami che ti faccio vedere il mondo, ricordati che mi devi dare il voto. Più che altro è che adesso è notte, perciò è anche, cioè rende meglio il mondo di notte. Ok, sto Non ho fatto guardando, molto, però... molti perché l'ho cani. fatto in 2 settimane. Sì, qui c'ho l'esercito dei cani. Questa qui è, vabbè, Ma la qua prima cosa che ho fatto. Sono dovrei delle stare fornaci. FK. Dovrei stare FK. Però dovrei stare shiftato. Come faccio a stare sempre shiftato? Ora rimani con il... Vabbè, in Con il effetti dito. sì, ora rimani con il dito, però qua su Bedrock Edition se Lo calchi so, R3 rimani. ma non è quello, figurati. Magari c'è l'opzione da No, mettere sul PC. no, non credo. Cioè, se puoi Allora, sui tasti. allora, No, da dove vabbè, iniziamo? cioè uno vuole vendere un Iron Golem a 50.000, che costano 250.000 di Iron Golem, e secondo te gli altri non sono stupidi che a pensare che lui rinomina lo spawner? Non so di cosa stai parlando, non ho mai giocato in questi server. No, in pratica in questo server si possono vendere le cose, anche se ora la cosa di vendere è disabilitata. Ecco, fammi vedere il mondo. Allora, tipo, secondo lui, le altre persone dicono che lui rinomina lo spawner eh, di Iron Golem, lo spawner di ragni delle caverne che non sono rari per niente. Still, non ho capito. Però va bene. Allora, iniziamo il tour Cioè, del in pratica, mondo. tu compri, allora, su questo mondo, per avere un mob spawner di Iron Golem, e Devi pagare a comprandolo, stecca, devi pagare molto.
250.000 dollari. Ok, quindi invece questo qui ha preso, ha messo il mob Adesso spawner lo dei vende ragni no, e questo l'ha qua, rinominato Iron Golem Spawner. bravo, e lo dice, Capito, lo vende a capito. 50.000 dollari. Però tu Capito, capisci che il nome non è colorato quando lo vende. capito, capito. Sta scammando in poche parole. Sì, sto sbagliando. Allora, questa qui è la costruzione. Ah, è un po' indietro io la sento in live. ritardo. Sì. Cazzo. Vediamo, questa qua gigante cos'è? Diciamo il portale del Nether. Non voglio andare a poi? dormire perché, Ok, anche se ci sì, ho sono i capito. fantasmi, perché rende meglio il mondo in genere di notte. Ah, lo sai come fare a duplicare i fiori al T2 col piccone con fortuna? Ah, duplicare i fiori al T2. Sì, col piccone con fortuna li spacchi. Ok, Prova sul tuo ok, piccone ho hai visto. fortuna? Sì, sì. Ah, Ho ecco. tutto quanto in questo piccone, c'ho Efficiency 5, Unbreaking 3, Mending e Fortuna. È proprio il Vabbè, piccone di ora... Dio. Sì. Ora... Dicevo, Ok, questo sono qui. entrato nel mondo. No, è vero, io dovevo raccogliere le spugne che avevo piazzato. Vabbè, Dicevo, quindi questa qui è la costruzione per il Nether. poi... che Molto tra un po' mi figa, devo questa l'ho andare ideata io. Non ho neanche fatto. Non ho neanche visto tutorial. Questa qui è una camera da letto fatta molto random. Scusa per il ritardo, però poi già si vedrà. ancora. Vabbè. Questo vabbè è il piccone, ovviamente se conosci Surri lo conosci Ok. e mi ispira molto. Io lo faccio praticamente in ogni mondo che ho di Minecraft, lo faccio, vabbè. Questo è il primo mondo che ho legit, gli altri li ho sempre avuti su Pocket Edition. Ah, sì. Questa è la mia casa, non è Che molto ora è bella, è la bello. prima cosa che ho fatto. Oscodusco. Prima al posto della cobblestone l'avevo fatta con. Cioè sì, al posto della sandstone l'avevo fatta con la cobblestone e non rendeva, con la sandstone rende di più. Questo è il mio acquario di Axelot. Per trovare questi Axelot non sai quanti stack di diamanti ho dovuto trovare. Tipo. Hai trovato l'axolot blu? Ho visto male No. o c'era un axolot? Ah, No, neanche uno blu. Guarda, quello più raro che ho, tra virgolette, cioè quello di cui ne ho visti di meno, è questo qui marrone. Infatti mi pare che ne ho solo uno. No, non sono... Però non è neanche vero. raro, capito? Infatti. No, hanno la stessa probabilità di spawn. Sì, tutti sì, quanti. però tra tutti questi ne ho soltanto uno marrone. E qui c'è il pezzo forte, il mio giardino cinese. Ci ho messo un po' per costruire tutta questa roba. Sì. Il drago tiene in bocca l'Ender Dragon. Prima lo teneva lì sotto, però poi ho detto ma sai che mi sa che ci faccio un passaggio sotto il drago, perché tanto ci si può passare. E ho fatto l'enchanting table dentro la pagoda. Questo cazzo di edificio cinese si chiamava pagoda. Questo è visto da un tutorial anche il drago, invece per il portale del Nether l'ho ideato io, diciamo. Questo qui era impossibile idearlo, devi essere Gesù. Capito. Ragazzi, io puoi entrare... Ok. Ah, vi hai trovato pure le foglie dalla Wandering Trader, le trovate le foglie, vero? Che foglie? Queste qua? Le foglie che stavi saltando sopra il laghetto. Sì, guarda, ti faccio vedere come le ho trovate. Allora, c'era uno di quei villaggeri che gira con sì, il lo lama, hai so, presente? infatti. Poi alla fine hai trovato il muschio. Sì, Dal muschio. ho messo il bone meal e ho preso tutte quante le storie. Sì, così. Anche. Questa qui è la fontanella dall'acquario, cioè dietro l'acquario. Ed è per l'accesso a casa. Aspetta che vado a dormire nel frattempo, tanto ormai è luce. E sopra ho un altro paio di cose. Poi c'è il mob spawner a 3 piani nella pianura a fianco, ma non ho fatto molto. Che palle. Perché si bugga? Qui è tutto. C'è il magazzino. Questa qui è la farm di canna da zucchero automatica.
Oh, mi ha già fatto 2 stack, l'ho fatto da poco, forse è una delle ultime cose che ho fatto, anzi l'ultima sono l'arco e la pagoda, però la terz'ultima. Qui c'è la farm di pesce e il mob spawner che non funziona. Tutta questa roba che vedi in legno, che magari gira attorno al mob spawner o comunque che va in aria, è un minecart, diciamo, fatto a montagna russa barra minecart per fare il tour del mondo. Tipo a Gardaland che c'è il treno che fa il giro. Questa qui è una scala che collegava la farm di canne da pesca, sì, la farm di canne da pesca, sì, la farm di pesce alla farm di polli, perché prima stavo magari mezzo FK a prendere il pesce e qua c'avevo la farm di polli e poi tornavo a prendere i polli, invece ora li ho dovuti allontanare perché mi facevano frame laggare tutto il mondo, erano troppi. E ce l'ho qui dietro. Eccola qua, molto easy. Infatti già frame lagga tutto, no? Mi allontano. Provo a farti vedere il giardino cinese visto dall'alto. Questo a te funziona? In Sì. Bedrock? Sì, sì. A me che tipo i spawner che faccio non funzionano mai. Guarda, questo qui non mi funziona perché vabbè è una versione molto antica dei mob spawner. Invece questo qui mi funzionava malino quando stavo FK lì su, però poi ho detto sai cosa, quello del tutorial lo faceva a un piano, io ho detto sai cosa, mi sa che lo faccio a 3 piani. Sono rimasto FK, fai che rimani FK 3 ore, non lo so, vai, non lo so, tu dove vivi? In che senso? Nel senso, cazzo ne so, per esempio io vivo in Sardegna, devo andare al mare un giorno, accendo la play, mi metto FK e quando torno dal mare, per esempio dopo 4-5 ore, anche 6 ore, è tutto pieno qua. Anche qua, cioè tutta la roba l'ho trasferita qua. Ah, comunque dopo 5 minuti ti bannano, che palle. Cioè? Per là sopra il server. Ah. Ok, ora ho 3 canne da zucchero, un pezzo di pelle, vabbè, ho tutte le cose per craftarmi l'enchantment table. Allora, penso che il mondo sia finito qua, non lo so. Io ti consiglio di comprarti Qualche shader? No, la shader. K è vero. No, stavo dicendo la Java, la versione Java. Ah, ma per il PC dici? Ma non avendo un PC, o comunque... Ti scocci dopo un po' di Minecraft, anche se tipo fai tipo serie così anch'io, però dopo un po' ti scocci perché dici madonna mia, perché poi non si possono fare tante cose da Bedrock. Mentre da già per esempio sto gioco molto, perché sto con un server con delle altre persone, miei amici, tipo te, e che bello gli incantesimi da Java, che in pratica c'è tipo il piccone ti dà sempre efficiency, oppure l'armatura ti dà sempre protection. Ci sta. Cioè no, qua in Bedrock ti dà spine, ti dà le cacate, vedi l'armatura ti dà sempre... No, anche qua Project è vero. Ma vedi, protection, vedi? Ci sta, protection è figo. Vedi? Sì, ma guarda, se io avessi un PC buono probabilmente l'avrei già Minecraft. No, ma anche io ho un PC di 10 anni. Questo è Falling Video. Io invece ho soltanto dei PC portatili con il mouse che manco funziona, perciò non sto neanche lì a comprarmelo Minecraft. Poi ho detto vabbè, già che c'è la PlayStation. L'ho visto lì a 17 euro, ho detto cazzo 17 euro non sono un cazzo, l'ho preso. Per PC penso costi lo stesso tanto. Sì, ma se io avessi davvero... Allora, quando andrò all'università probabilmente un PC me lo dovrò prendere per forza. Perciò allora penso che mi scaricherò la Java Edition.
Perché comunque vabbè è anche più comodo magari giocare da PC Vabbè, con il però mouse e la quando andrai tastiera. all'università non credo che avrai tempo per leggere, Ma vedi. sì, ne ho tanti di amici all'università, ne hanno di tempo. No, 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 dico, non avrai tempo per giocare. Sì, sì, fidati, ne hai. Se sei buono ne hai. Ho molti, cioè, Se io sei ho amici cattivo, all'università, no, dico se sei buono a studiare. Io in no, teoria sono buono. le culture rompile con fortuna. Con Che fortuna? ti danno il triplo. Non Che ci ti ho danno il triplo. pensato, cazzo. Le patate soprattutto, cioè il grano ti dà soltanto i semi, giusto? Le patate ti dà proprio big patate, Vinicius. Ok, ok. Vabbè, che poi io ora che pianto la sugar cane è anche un metodo per vedere se qualcuno passa da vicino là o no. Perché se Oh, ti è partita la laggata. esce. No, no, mi sono staccato, io stavo spegnendo tutto, poi mi sono dimenticato che io sto parlando, io stavo spegnendo pure la Bluetooth, stavo parlando dal telefono, come stavo dicendo, se la sugar cane crash significa che qualcuno è passato di lì. Sì, sì, in effetti. Ci sta come setaccio. Quanti follower hai su... Su Twitch? Su Twitch pochi, va bene, una quarantina e basta. Ok, non mi tolgo le cuffie. Ne ho solo una quarantina, però conta che ho iniziato a fare live regolarmente da... Ah, giusto. Vabbè, magari c'è la live e si sente da là, anche se un po' in ritardo. Metto queste robe un attimo qua. Ok, ripeti. Cosa stavo dicendo? Mi sono dimenticato, cazzo. Mi sono scordato cosa stavo dicendo. Vedi quante patate ha su una fila. Allora faccio i conti, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29 e le patate sono 2 stack e 4. Ok, da 29 blocchi e non sono neanche tutte mature. Perciò se erano patate mature Se fossero state mature sì, davvero un casino. però peccato che non sei full netherite. La netherite ne ho pochissima. Non ne becco. Vabbè, la prima volta, adesso è la prima volta diciamo che sono andato a cercarlo, cioè non sono neanche andato con quell'intento nel nether. Sono andato con l'intento di prendere, come si chiama, quel fungo deteriorato, quello celeste. Mi piace un botto. Sono andato a prendere quelle e poi per tornare ho detto vabbè, sai, mi sa che mi prendo un po' di Se nether. metti il bommial al fungo diventa un albero fremensi blu. Ah sì sì, l'ho provato, infatti vicino al mio portale del nether. Io allora sono spawnato nella netherrack normale, però poi ho preso il blocco che mi hanno droppato gli enderman, gli ho messo tutto quanto il bone meal e ho ricreato diciamo il bioma di quel fungo davanti al mio portale perché mi piace un botto. Vabbè, non mi ricordo cosa ti stavo dicendo prima, però mi sono ricordato cosa stavo dicendo prima ancora. Dell'università, io ho amici che lavorano e amici che vanno all'università e hanno meno tempo quelli che lavorano rispetto a quelli che vanno all'università, seriamente. Grazie, sì. Ecco, sei full di patate. E cazzo, il fatto è che lo shulker box ce l'ho pure pieno dal nether, non l'ho svuotato. Poi non consumo neanche di un'abilità spaccare le patate. No? Vabbè, tanto ho il mending. Quello che c'entriamo con le patate non funziona. Meglio così. Cioè
se le cucine funzionano anche però. Sì, lo riparo. Ma fai un po' in mezzo, non fare una fila che ci mettiamo. Aspetta che spargo un po' così. Bravo, che 3 anni ci stai a me. Mi piace farlo in ordine, scusa, poi faccio il... come che si chiama? TikTok. Il video, quello lì... quello lì rilassante, non l'SMR. Che non mi viene. No, ecco, ma c'ho le carote. Cazzo, devo andare a rimettere le patate a posto. Scusa. Cosa stavo dicendo? Il video... Ah, comunque, se non conosci Gravier e giochi a Minecraft, è grave. È grave davvero. No, Gravier. Vabbè, Gravier. È Gravier. Figa, fortissimo, è pure italiano. Forse lo conosco, vediamo. Prova a cercarlo. No. Ah, La ma che- pochi iscritti. Sì, va bene, avrà un 100.000. Una cosa così. Sì, ma poi non fa neanche video di Minecraft. No, non ne fa più, prima li faceva. Ora non li fa più, però se ti cerchi in Minecraft Ita, i video vecchi di Gravier, no davvero, è un pazzo. Wow, è un pazzo, se a Surri gli dai 10 a lui devi dare il minimo 30 tipo, cosa del genere. Dark Soul, così. Pa, pa, pa. Minecraft Ita Gravier. Ah vabbè, ma 36 video ha fatto. Sì, ne ha fatto pochi perché fa progetti enormi. Ah, i timelapse, ecco come si chiamava. Ecco, il mondo di Gravier, forse da YouTube. C'è stato pure un video, Emerald, forse ci ha fatto lo speciale con Emerald. Ci aveva fatto una sorta di speciale dove lo portava in giro a vedere le... Oh cazzo, i pillager. Li one shot con quest'arco. Oh cazzo, perché non l'ho one shottato? Congelamento non più di giro, non più di giro. Minchia quanto frame lag sulla play quando piove. Cosa sta? Io devo andare, ma tu hai Discord? No. Niente Discord. Io uso solo il party per comunicare. Capisco. Congelamento non ho più di giro, non ho più di giro. Ah, comunque mi devi ancora accettare la richiesta dell'amicizia. Sì, è vero, dopo come ci sono l'accetto. Ho accettato il party, ho fatto in tempo a accettare solo quello e poi... Ah, se la fai accettare così si mette nel mio elenco. Sì, sì. Aspetta, Congelamento non ho più di giro, non ho più di giro, non ho più di giro. Ok. Allora, notifiche. Guarda, Ah, tanto devo andare anch'io, perfetto. Ok, ti ho aggiunto. Ora devo andare. Io devo andare proprio